È un orgoglio dopo 2 anni che attendiamo, le penne nere nostre dell'Altopiano sono pronti a partire con grande orgoglio arrivare in quella città di Rimini che ci sta aspettando. A Rimini è tutto pronto per la grande adunata nazionale degli alpini e anche le penne nere dell'altopiano dei 7 comuni stanno ultimando i preparativi e sono pronte a partire, come ci racconta il presidente della sezione ANAM Monte Ortigara, Enzo Biasia. Abbiamo 4 pullman che partiranno venerdì mattina, dopo il sabato mattina ci saranno gli automezzi privati con pulmini. Saremo sicuramente quasi dai 400-500 alpini a Rimini presenti. Una adunata molto attesa, quella di Rimini-San Marino, dopo i 2 anni di stop imposti dalla pandemia. In arrivo penne nere da tutta Italia, ma anche rappresentanze di alpini delle sezioni estere. Intenso il programma con l'alzabandiera già giovedì 5 maggio e poi tanti appuntamenti fino a domenica, quando ci sarà l'evento clou con il lungo sfilamento degli alpini. 90.000, quelli che invaderanno il lungomare di Rimini, saranno accolti come sempre da 2 ali di folla. Per gli alpini dell'Altopiano sarà una sorta di prova generale in vista del raduno del terzo raggruppamento in programma dall'8 al 10 luglio. Noi siamo legati alla montagna, però gli alpini devono andare anche al mare, è obbligatorio, dobbiamo essere presenti anche al mare. Appuntamenti che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case. Domenica 8 maggio vi racconteremo in diretta la grande adunata di Rimini. A luglio saranno 3 giorni di dirette, a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10, con approfondimenti e collegamenti per farvi vivere tutte le emozioni delle penne nere che tornano sull'altopiano 100 anni dopo la prima adunata nazionale degli alpini.